A tutti voi ben trovati a questo nuovo appuntamento in diretta con A voi la linea. In primo piano le contromisure che si intende mettere in atto in Friuli Venezia Giulia per contrastare i contagi che salgono in tutta la regione, trainati però da Trieste, dove l'incidenza, la maggiore in Italia, è di 350 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, il triplo sostanzialmente rispetto al resto della regione. Nella sola Trieste nell'ultima settimana si sono registrati 801 nuovi contagi, il doppio rispetto alla settimana precedente. Proprio partendo dai dati oggettivi si è parlato poi nel corso di una conferenza stampa delle misure da mettere in campo. Alla conferenza stampa c'erano il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il vice Riccardi, il prefetto di Trieste Valenti, il sindaco di Piazza. Ha aperto il capo della task force regionale, il professor Fabio Barbone, illustrando i dati, poi anche il direttore della direzione centrale salute del Friuli Venezia Giulia, Gianna Zamaro. Ha seguito per noi la conferenza stampa Marco Pasquariello, che si collega con noi in diretta proprio da Piazza Unità a Trieste. Buongiorno Marco. Buongiorno Alessandra, buongiorno a chi ci sta seguendo da casa. Sì, hai ricordato bene i numeri di questa conferenza stampa, anche molto animata da parte del presidente della regione Massimiliano Fedriga, che si è acceso nel momento in cui si è parlato direttamente ai manifestanti, ai Novax, ai No Green Pass, che hanno riempito questa piazza nelle scorse settimane, piazza che in questo momento è vuota e che rimarrà vuota. È stato uno dei punti centrali di questa conferenza stampa, di questa firma, di questo accordo che sta proprio venendo firmato alle mie spalle nel palazzo della prefettura qui in Piazza Unità. E Piazza Unità non si potranno più tenere manifestazioni di nessun genere, in realtà di nessun genere, manifestazioni di protesta. Altre manifestazioni, l'ha ricordato il prefetto, si potranno tenere, i cortei dovranno evitare Piazza Unità. L'altro grande punto è stato che queste manifestazioni adesso dovranno avere un responsabile, gli organizzatori saranno responsabili anche economicamente delle regole che dovranno essere seguite in queste manifestazioni, quindi distanziamento, quindi mascherine. E nel caso in cui queste regole non dovessero essere seguite ci saranno delle multe nei confronti degli organizzatori. Poi il vicepresidente Riccardi ha ricordato dei numeri allarmanti, l'incidenza di 350 casi ogni 100.000 abitanti per la sola Trieste, incidenza praticamente più alta, ampiamente più alta di tutta la regione, 5 volte addirittura rispetto a quella di Udine e rispetto a quella di Pordenone. 93 negli ultimi 10 giorni i casi legati alle manifestazioni anti-Covid, anti-Green Pass, scusate, le manifestazioni No Green Pass che appunto sono tenute qui a Trieste, 93 che però potrebbero essere centinaia e centinaia di più, perché i 93 sono solamente quelli che hanno confermato di aver partecipato a questo genere di manifestazioni. Come detto, il prefetto, il presidente Fedriga e il sindaco di Piazza, che ha partecipato anche lui a questa conferenza, firmeranno tra pochi minuti questo documento che appunto vieterà manifestazioni in Piazza Unità e il rispetto delle distanze, delle mascherine per quanto riguarda i cortei. Poi il documento che sarà firmato anche negli altri capoluoghi dell'ex province, Udine, Gorizia e Pordenone, dei prefetti e dai sindaci. Alessandra, per il momento da Trieste è tutto, ti restituisco la linea per sentire le voci di coloro che hanno parlato appunto in questa conferenza stampa, il presidente Fedriga, il sindaco di Piazza e il vicepresidente Riccardi. Grazie allora Marco Pasquariello per questo aggiornamento in diretta. Partiamo proprio dalle parole del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Partecipare alla campagna vaccinale, chi ancora non l'ha fatto, chi può fare la terza dose la faccia, perché è uno strumento che sta avendo ottimi risultati per ridurre il rischio di contagio e soprattutto di malattia grave. O vogliamo uscire tutti insieme da questa situazione, oppure c'è qualcuno che vuole raccontare, qualcuno ascoltare stupidaggini, idiozie, che purtroppo in questo momento non sono indifferenti, ma mettono a rischio la salute e l'economia di questo territorio. Lei fra poco parteciperà al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Domani è previsto un incontro a livello proprio dei vari capoluoghi regionali, dei vari comitati. Ecco, restano alcuni dettagli, ma nella sostanza ci sarà un'applicazione di misure restrittive. Ma restrittive non sono restrittive, sono misure di salute pubblica. Cioè, se uno pensa di stare non vaccinato, senza mascherina, non distanziato e urlandosi addosso, è chiaro che vediamo cluster come quelli nelle manifestazioni di Trieste che hanno numeri impressionanti.
che dopo ovviamente iniziano una catena, non la finiscono, quindi contagiano e quelli che contagiano altri e così via. Allora o utilizziamo tutti un po' di buonsenso e di rispetto verso tutti, ma non è che qualcuno che racconta menzogne ha il diritto di non rispettare le regole, di mettere a rischio tutti gli sforzi che abbiamo messo in campo fino ad oggi per arrivare a questo risultato. Basta idiozie, lo dico con forza, basta stupidaggini. Quanto è concreto il passaggio in area gialla? Fortunatamente per quanto riguarda l'area medica siamo ancora distanti, ma questo non ci può mettere in una situazione di tranquillità, perché i numeri purtroppo salgono in modo esponenziale. E l'esponenzialità vuol dire che in poco tempo potremo far degenerare la situazione. Per questo oggi sono sempre stato molto dialogante, ho sempre cercato di convincere tutti con la pazienza. Evidentemente per alcuni questo non serve. Oggi è il momento della chiarezza, della trasparenza e della decisione. Tutti capiscono che ognuno ha una responsabilità, dalle istituzioni al singolo cittadino a chi organizza le manifestazioni. Presidente, ma se le multe e le sanzioni non basteranno, come è molto probabile, conoscendo le manifestazioni che ci sono state in questo ultimo intanto voglio vedere se non basteranno, se chi organizza fa ancora il fenomeno quando incomincia anche a dover pagare di tasca sua l'inosservanza delle regole, come è avvenuto in questo periodo. C'è qualcuno che pensa di essere al di fuori delle regole. C'è qualcuno che pensa di poter bloccare l'ingresso al tir nei porti, perché questo è avvenuto malgrado la narrativa falsa che è stata raccontata. È stato bloccato l'ingresso dei tir nei porti, è disponibile a dire le manifestazioni si fanno un posto, la fanno in un altro. Non funziona così. Adesso bisogna fare rispettare quelle regole, dopodiché se non verranno rispettate ovviamente agiremo di conseguenza, ma non è che qualcuno vive in una bolla al di fuori delle regole condivise fra tutti. Non esiste. Non esiste. Io non voglio tornare alla situazione dell'altro anno, dove avevamo attività economiche chiuse e lavoratori che non potevano andare sul posto di lavoro. Altro che libertà oggi, che oggi non c'è libertà, l'altro anno non c'era libertà per la pandemia e oggi vogliono farci tornare in quella situazione. Chi si comporta in questo modo vuole farci tornare alle chiusure, vuole farci tornare a situazioni insopportabili per l'economia e per la salute di questo Paese. Sentiamo adesso le parole del vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. Si guarda ovviamente alle ripercussioni nelle varie aziende sanitarie, cosa possono dire la situazione che si presenta? Possiamo dire che intanto siamo a numeri molto lontani rispetto alle punti critici che abbiamo avuto mesi fa. Questo però non ci esime da prepararci. Si è parlato del superamento della soglia del 10% dei posti letto in terapia intensiva. Sì, il numero di posti letto in terapia intensiva però è 18, noi sappiamo perfettamente dove siamo arrivati, quindi naturalmente nessuno pensa e spera di dover arrivare là, ma è chiaro che oggi l'organizzazione del sistema ospedaliero in particolare è organizzato per rimodulare in una gestione unitaria la domanda che si presenterà e noi sappiamo che questa domanda, come io ho riferito all'Aula in Consiglio regionale 10 giorni fa, noi avevamo già detto 10 giorni fa quello che sarebbe successo oggi, quello che stiamo commentando oggi, come noi più o meno immaginiamo di sapere che cosa succederà fra 10 giorni. Perché questa è una tendenza in crescita che oggi vediamo i dati pur essendo un lunedì e noi sappiamo che il lunedì ha effetti completamente diversi, però vediamo che il numero dei contagi oggi contabilizzato è limitato rispetto a... però la tendenza è quella e per ridurre quelle tendenze ci vuole del tempo e per avere la capacità di ridurle bisogna avere delle misure che sono misure di contenimento, di rispetto, in particolare sul tema degli assembramenti che è stata un po' il centro delle cose che ci siamo detti oggi. Ecco, lei ha sottolineato che il focolaio più importante è legato proprio a quello del corteo, delle manifestazioni di Trieste dei giorni scorsi. Oggi il focolaio più importante che c'è in regione ha origine dai cortei. E d'altronde i cortei sono degli assembramenti di persone prevalentemente non vaccinate che urla e senza mascherina, uno vicino all'altro. Io credo che tutti quanti abbiamo imparato che se uno vuole evitare il virus, quella è la prima cosa che non deve fare. Oltre poi a capire che la seconda cosa che dovrebbe fare è quella di vaccinarsi. Queste le parole del vicepresidente Riccardi, come detto ha parlato in conferenza stampa anche il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sentiamo. Costituzione, perché la democrazia prevede la possibilità di manifestare, adesso blocchiamo questo perché c'è una situazione che riguarda la salute dei cittadini, questo è quello che penso. Cosa prevede dunque l'ordinanza che sarà firmata nelle prossime
Beh, adesso da qua andiamo in prefettura, credo che ci sarà l'obbligo della mascherina, divieto di Piazza Unità che l'abbiamo già fatta, e dopo naturalmente sono convinto che bloccheremo anche le manifestazioni, perché è necessario bloccare le manifestazioni, anche se fino adesso non l'abbiamo fatto, ripeto, perché la Costituzione e la democrazia di questo Paese prevede che uno può manifestare, però se questi sono i risultati blocchiamoli. Ci fermiamo, una pausa per la pubblicità, poi di nuovo in diretta con A Voi la Linea, tra poco. Di nuovo in diretta con A Voi la Linea, in primo piano ancora la situazione Covid nella nostra regione. Nella prima parte di A Voi la Linea abbiamo fatto un punto su quella che è attualmente la situazione, su quelli che sono i numeri che interessano la nostra regione, numeri che sono trainati da Trieste nel corso della conferenza stampa tenuta questa mattina nel capoluogo giuliano dai vertici della regione. È stato anche detto che l'effetto di questo aumento di contagi si misura anche negli ospedali. La terapia intensiva di Udine accoglie anche pazienti critici del Friuli occidentale. Nella nostra regione attualmente, secondo i dati diffusi ieri, quelli più aggiornati, sono 14 pazienti ricoverati in terapia intensiva in Friuli Venezia Giulia. La prima terapia intensiva di Udine vede 9 posti già occupati. Adesso sono a disposizione altri 12 posti della terapia intensiva 2 del Santa Maria della Misericordia, che sono stati messi a disposizione di nuovi malati critici contagiati dal Covid-19. Ne parliamo grazie a Paola Treppo con il responsabile della SOC Flavio Bassi. Allora andiamo al Santa Maria della Misericordia con la nostra Paola Treppo. Sì, eccoci, siamo nella terapia intensiva 2 della Santa Maria della Misericordia di Udine con il dottor Flavio Bassi. Vediamo come è stata rimodulata l'emergenza sia per quanto riguarda le terapie intensive Covid che invece quelle non Covid. Buongiorno, come vi siete organizzati? Buongiorno, visto l'incremento abbastanza rapido del numero dei pazienti Covid che necessitano di terapia intensiva, abbiamo pensato, e questo diciamo è stato il programma di organizzativo stabilito dalla direzione, di rimodulare l'attività, nel senso che attualmente il numero dei posti letto disponibili per la terapia intensiva Covid dedicata hanno raggiunto la saturazione, quindi 9 posti letto e abbiamo 9 pazienti da ieri sera. E in questo modo abbiamo sostanzialmente svuotato questa terapia intensiva, allocando i pazienti nelle altre 2 terapie intensive di questo ospedale, permettendo in caso di ulteriori pazienti intensivi Covid, di ricoverarli in questa sezione. Ecco, quindi un messaggio importante da parte dell'azienda sanitaria, in questo caso dell'ospedale di Udine. C'è spazio sia per chi ha la necessità di essere curato se affetto da Covid, quindi con tutta la sintomatologia del Covid, sia per chi arriva in emergenza per un altro tipo di incidente o altro tipo di patologia. Sì, infatti il cambiamento un po' rispetto alle prime e seconde ondate è che in quelle ondate il numero, cioè i pazienti con le altre patologie erano drasticamente diminuite. Adesso invece tutte le altre patologie sono presenti perché la vita sta continuando e sta andando bene. Per cui il nostro obiettivo è quello di garantire le prestazioni mediche, sanitarie, intensive del paziente critico, garantendo appunto i posti letto ovviamente intensivi.
Ecco, poi adesso per il futuro che cosa si prospetta? Il cosiddetto portatore sano che può essere protagonista suo malgrado di un incidente stradale piuttosto che di un altro tipo di patologia. Ecco, quindi che va trattato e viene scoperto come positivo accidentalmente, tutto sommato, tramite il percorso previsto quando c'è l'ingresso in ospedale. Esattamente, è quello che stiamo osservando in queste settimane, in questi mesi, ma soprattutto in queste ultime settimane. Cioè che nello screening che viene fatto al paziente quando entra in ospedale, quindi anche in questo caso il politrauma o altre patologie anche mediche, viene fatto lo screening, il paziente si ritrova a essere portatore, quindi positivo, non magari con la polmonite, però questo malato che richiede l'assistenza intensiva ed è positivo, deve per forza essere allocato in un reparto di terapia intensiva dedicato e isolato dagli altri reparti. Ecco, quindi si andrà verso una creazione o una organizzazione di uno spazio dedicato in modo tale che il paziente affetto da altre patologie ma che risulta positivo possa non contagiare gli altri di fatto. Esattamente. Probabilmente quello che vedremo poi nel proseguo di queste settimane, c'è un incremento di questi pazienti positivi che non hanno la polmonite, grazie anche alla vaccinazione ovviamente, e questi pazienti che hanno varie patologie saranno così nel nostro pensiero organizzativo trovare uno spazio dedicato multidisciplinare, quindi medico, chirurgico, polispecialistico, dove possono essere curati, ma anche salvaguardando sia il personale sia gli altri pazienti ovviamente. E questo lo stiamo realizzando in questi giorni. Allora ringraziamo il dottor Bassi per la sua disponibilità e qui dalla terapia intensiva 2 del Santa Maria della Misericordia di Udine è tutto. Grazie a Paola Treppo. In chiusura di questo appuntamento di A Voi la Linea cambiamo decisamente pagina. È stata inaugurata sabato la mostra Mercato Trieste Antico, evento dedicato al mondo dell'antiquariato, visitabile fino a domenica prossima nel Salone degli Incanti. Dai mobili di pregio ai quadri, passando per i tappeti e l'oggettistica, la 37esima edizione di Trieste Antica ha aperto ufficialmente sabato l'esposizione dedicata al mondo dell'antiquariato, con espositori provenienti da tutta Italia e ospitati al Salone degli Incanti. Sì, non è stato banale organizzare una fiera dopo 2 anni sostanzialmente. Non ci aspettiamo ovviamente i numeri che facevamo prima della pandemia. Il Covid, come ho detto più volte, ha cambiato le nostre vite, ma ha cambiato anche il panorama dell'organizzazione delle fiere, però ci aspettiamo comunque un buon flusso di visitatori perché tutti gli espositori qua hanno merce di altissima qualità, quindi venite a Trieste Antiqua. Una sfida anche turistica. Rifare oggi delle fiere è una sfida e rifare Trieste Antiqua non solo è una sfida ma è anche una promessa che si mantiene. Fiera organizzata dall'ente camerale, delegata ad Aries, coorganizzata insieme al Comune di Trieste che ci concede questa splendida cornice del Salone degli Incanti, assieme ovviamente al supporto della Regione e l'immancabile Associazione degli Antiquari del Friuli Venezia Giulia. È una manifestazione che finalmente riusciamo a riportare a Trieste. Una promessa mantenuta come si era fatta nel 2019 quando si acquisì il marchio. Un evento realizzato in collaborazione anche con Crédit Agricole Friuladria e con il Comune che punta sempre più ad eventi in grado di portare persone da tutta Italia. Dammi atto che questo è proprio il luogo per fare questo tipo di manifestazioni. Stiamo ritornando alla normalità, arriveranno migliaia di persone e poi una mostra così è di un livello veramente, devo ringraziare gli espositori e tutti quanti hanno lavorato dalla Camera di Commercio per arrivare alla 37esima edizione, di cui credo che ne ho inaugurate 16. Tante le cose da scoprire in giro per gli stand. Sì, siamo entusiasti di poter riavere il contatto con il pubblico, che è la cosa che più ci è mancata come operatori del settore in questi ultimi 2 anni. Ci sono molti espositori nuovi, quindi c'è stato un buon ricambio.
sono convinto che gli appassionati potranno trovare veramente oggetti mobili, gioielli, tappeti, arazzi e oggettistica delle più disparate epoche e prezzi poi per tutte le tasche, quindi vale la pena secondo me visitare non soltanto il Salone degli Incanti dal punto di vista architettonico, ma proprio per quello che oggi e per i prossimi 10 giorni conterrà, cioè cose uniche, pezzi unici. Tra le chicche anche la ricostruzione della nave dell'ultimo doge veneziano, un modellino che ad oggi non ha prezzo. Abbiamo ricostruito fedelmente uno scafo distrutto da Napoleone nel 1797 che riporta lo splendore di una Venezia all'apice della sua magnificenza, della sua bellezza. La ricostruzione fedele è stata eseguita nell'arco di 7 anni di duro lavoro, 7 anni nei quali noi abbiamo cercato documentazione per arricchire il naviglio, documentazione storica che ci potesse dare una mano per la costruzione delle innumerevoli sculture tutte in oro, zecchino, 24 carati. La doratura, ad esempio, un particolare esso tecnico, è una doratura eseguita a doppia foglia d'oro, alla maniera proprio tipica del veneziano del Settecento. Comunque un gioiellino anche da un punto di vista proprio visivo, perché è un virtuosismo sia di ebanisteria, è un virtuosismo sia nella miniatura proprio delle sculture, nell'elaborazione ad esempio della pavimentazione, che è una pavimentazione intarsiata, antica, con inserti madreperlati che danno una qualità proprio d'insieme unica, direi. Ingresso a 5 euro, fino a mercoledì la mostra sarà visitabile dalle 10 alle 19:30, poi giovedì e venerdì solo il pomeriggio dalle 15 alle 20 e il prossimo weekend dalle 10 alle 19:30. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, arrivederci.